Scusa Tania, forse si poteva fare di più. Il dolore e il rammarico nelle parole di Marco Smagnotto, il titolare dell'officina dove lavorava Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex fidanzato. Dopo le botte e la prima aggressione subita lo scorso aprile, Tania aveva denunciato tutto ai carabinieri che per lei avevano attivato la procedura di codice rosso. Sarà giornata di lutto regionale, il giorno dell'addio a Tania Terrin. A deciderlo il presidente del Veneto Alberto Stefani. Un bravo ragazzo, sebbene con una forte fragilità, la descrizione di conoscenti e vicini di casa del femminicida Dino Keber, da anni in cura presso il centro di salute mentale dell'Ustidolo. Tocca il cavo dell'alta tensione durante il taglio degli alberi e cade folgorato, grave 54enne ricoverato in codice rosso con l'elisoccorsa all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Da domani tornano le condizioni di ondata di calore sul territorio veneziano, così secondo le previsioni del centro funzionale decentrato della regione Veneto. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Venezia di Antenna 3. Scusa Tania, forse si poteva fare di più. Il dolore e il rammarico nelle parole di Marco Smagnotto, il titolare dell'autofficina dove lavorava Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex fidanzato la notte di Ferragosto. Abbiamo provato a indirizzarla, non ci siamo riusciti. Scusa Tania. Sono le parole toccanti e piene di dolore pubblicate sulla pagina Facebook dell'autoofficina a Mira da Marco, il titolare della 39enne strangolata nella sua abitazione di Campo Nogara dall'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita impiccandosi nella notte tra sabato e domenica una volta rientrato nella sua casa a San Bruson di Dolo. Sapevamo, racconta ancora proprio dall'ufficio in cui Tania lavorava, le eravamo vicini, ma forse si poteva fare di più. Nel momento in cui è successo quello che è successo, sicuramente qualcosa è venuto a mancare. Non lo capirà mai nessuno cosa è venuto a mancare. Quindi per quello che dico, forse si poteva fare di più, però se le istituzioni sono queste, se le leggi sono queste, se chi ha fatto questo, vuol dire che c'è su un meccanismo qualcosa che non funziona. 2 almeno, racconta, le aggressioni che Tania aveva subito. Della prima aggressione che appunto una mattina per fare colazione gli aveva tirato mi sembra una sberla, adesso non mi ricordo, poi è venuta qua, l'avevo vista che era un po' scossa e gli ho chiesto se poteva andare in pronto soccorso a farsi vedere. E dopo da là gli hanno detto che aveva un problema con il timpano e questo è a dicembre. Invece ad aprile io ero via in moto e mi scrive se conoscevo qualcuno a Dolo perché era in pronto soccorso da X tempo. E gli ho chiesto cosa è successo e là mi ha dato referto con tentato soffocamento e quant'altro. E là diciamo, vabbè, ho chiuso la conversazione e il giorno dopo ci siamo visti qua e ho detto adesso prendi, vai, fai. E a quel punto Tania si è decisa ad andare dai carabinieri e sporgere querela. A giugno arriverà l'ammonimento del questore nei confronti di Keber. Ma nonostante questo la 39enne non si sentiva al sicuro, motivo per cui aveva chiesto ai vicini di casa di non aprire la porta a Keber qualora si fosse presentato. Anche dopo l'episodio di dicembre, prima della querela, i timori erano forti, tanto che i genitori non la lasciavano mai sola. Io ogni tanto gli scrivevo se sei da sola. No, adesso sono chiusa dentro casa, tutto chiuso, mia mamma è appena andata via e queste cose qua, insomma. Quindi i genitori cercavano di non lasciarla mai da sola? Penso proprio di sì, insomma, dai. Cioè, per quello che mi ha detto lei, sì. Prima di chiudere l'autofficina per le ferie, Marco si era sincerato che Tania non lo sentisse più e sembra che fosse così. Gli chiedevo se lui lo sentiva ancora, lei mi diceva di no. Quindi, quando gliel'ha chiesto se lo sentiva ancora ultimamente? Sì, diciamo che sarà roba di 20 giorni, un mese fa, gli ho chiesto se aveva più sentito qualcosa, mi ha detto no, l'ho bloccato da tutte le parti, ho chiesto addirittura che non aprissero la porta se lo vedevano. Lunedì
L'autoofficina di Via Ticino riaprirà i battenti, ma su quella sedia Tania non ci sarà, lasciando un vuoto incolmabile. Il presidente della regione, Alberto Stefani, ha proclamato il lutto regionale nel giorno dei funerali di Tania Terrin. Non è la prima volta, ha dichiarato, che la nostra comunità è costretta a misurarsi con la drammatica piaga sociale del femminicidio. Quanto è accaduto a Tania ci dice che non abbiamo lavorato abbastanza e bisogna impegnarsi ancora molto perché simili crimini non succedano. È fondamentale intervenire con decisione a livello educativo, preventivo e repressivo, ha concluso, perché il femminicidio non deve essere neanche lontanamente immaginabile in una comunità civile. Un bravo ragazzo, sebbene esuberante, con una forte fragilità. E questa è la descrizione di conoscenti e vicini di casa del femminicida Dino Keber, da anni in cura presso il centro di salute mentale della ULSS di Dolo. Era una persona buona, per conto mio, molto gentile, con tanta gentilezza, cordiale. No, io non posso dire proprio niente di quel ragazzo, mi sono meravigliata perché ho detto fare una cosa così, non penso un uomo per me, era molto bravo, insomma, una persona per bene. Adesso devo parlare con una signora e le sofferenze e basta, mi dispiace tanto. Qua bisogna benedire, veramente. Viene descritto così dai vicini di casa Dino Keber, un uomo energico, a tratti un po' esuberante, ma tutto sommato una brava persona. Ma dietro quella facciata di normalità si nascondeva un baratro fatto di dipendenze, problemi di salute, soffriva di una grave forma di diabete e un'ossessione tossica. Per questo da anni era seguito dal centro di salute mentale della ULSS di Dolo, dove si era recato spontaneamente e da dove non era mai stato prescritto un TSO. Il suo disagio però non era invisibile. Ad accorgersi che qualcosa non andava anche l'avvocato Matteo D'Angelo. Lo conosceva da oltre 30 anni. Come legale racconta di come, a suo avviso, l'abisso di Keber avesse avuto inizio con la separazione dalla figlia per la fine della relazione con la compagna madre della bambina. Sicuramente quello che è successo con sua figlia l'ha segnato, ma non posso escludere che anche quello sia stato una concausa di altre cause poi provenienti da molto più distante, da quando era molto più piccolina. Insomma. So che ha avuto delle relazioni difficoltose, questo per sua stessa ammissione, ma i termini delle difficoltà non li conoscevo. No, ha sempre avuto delle enormi fragilità segnate dalla perdita di un fratello, dove lui eravamo piccolini tutti e due, il fratello era un po' più grande, morì di overdose, e la separazione dei genitori, un rapporto con il padre non proprio idilliaco, e quindi insomma questa fragilità che poi da un certo punto di vista veniva compensata o dal canto suo mascherata con questa sua estrema vitalità, diciamo così, nello sport motoristico, nel dedicarsi ai motori, quasi a livello estremo. I motori, la passione di Keber, al punto che aveva trasformato una parte della sua abitazione in officina, dove lavorava come meccanico, sebbene completamente abusivo. E questa alle mie spalle, a San Bruson di Dolo, la casa officina dove Dino Keber, il femminicida, abitava, viveva e lavorava. Una casa officina gestita in modo completamente illegale, era infatti sprovvisto di qualsiasi tipo di autorizzazione. Una vita condotta al limite, questa dell'assassino, nel cortocircuito comunicativo tra istituzioni sanitarie e quelle preposte alla sicurezza. Così il sindaco di Dolo, che fa anche un mea culpa. Ritengo che ora le indagini e gli approfondimenti siano fondamentali, per capire quale cortocircuito, come lei ha detto, se c'è, se esiste, perché sia avvenuto. Di fondo però c'è qui un carico appunto di responsabilità e di anche indifferenza che deve essere colmato attraverso, lo ripeto anche a me stesso, un ruolo educativo.
È stato trovato senza vita il 68enne di Pianiga, disperso ieri nell'area attorno al rifugio Migon, dove si era recato di prima mattina alla ricerca di funghi. L'allarme è stato lanciato dalla moglie 2 ore dopo l'ultimo contatto con il coniuge, che le aveva detto di non sapere dove si trovasse. Successivamente la donna ha provato più volte a contattarlo senza ricevere risposta. Sulle tracce del disperso si erano mobilitate circa 60 persone appartenenti a Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e 7 unità cinofile, oltre a 2 elicotteri delle Fiamme Gialle di Bolzano e Venezia, che però l'hanno trovato senza vita. L'uomo infatti era sceso nella zona del Col Toronto ed è scivolato in fondo al canale, sopra l'abitato di Davedino. Ed ora il bilancio dei controlli straordinari delle forze dell'ordine nelle stazioni ferroviarie di Venezia e Mestre. Si chiudono con centinaia di controlli a tappeto su passeggeri e bagagli alle stazioni di Mestre e Venezia e servizi straordinari della Polfer finalizzati a prevenire furti e illegalità in concomitanza con il grande afflusso di viaggiatori che si è tenuto nelle giornate del ponte di Ferragosto. Il bilancio dei controlli dell'operazione denominata Alta Visibilità ha visto 228 persone identificate, 28 i bagagli ispezionati, esaminati sia i trolley sia le borse custodite nei depositi e ben 2 le persone iscritte nel registro degli indagati a seguito delle verifiche. Il personale della sezione Polizia Ferroviaria di Mestre in particolare ha presidiato l'intera infrastruttura, concentrandosi sia sulle banchine lungo i binari sia sulle aree interne ed esterne della stazione. L'obiettivo primario degli agenti è stato il monitoraggio costante dei flussi di viaggiatori, eseguendo controlli a campione per contrastare la microcriminalità, con particolare attenzione ai reati predatori come borseggio e furti, spesso agevolati dalla distrazione dei turisti nei momenti di maggiore calca. Aveva iniziato i lavori di potatura prima dell'orario concordato per il distacco della corrente elettrica. Un operaio di 54 anni è ricoverato in condizioni critiche in prognosi riservata all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dopo essere rimasto folgorato ed essere caduto da una piattaforma aerea all'interno dell'azienda Dorado di Con, in località Monsole. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente sul posto, sono riusciti a rianimarlo prima del trasporto d'urgenza in codice rosso in elisoccorso. Ed ora la politica. A Venezia sono già ripresi i lavori del Consiglio regionale. La Commissione Politiche Istituzionali ha votato le prime intese col governo sull'autonomia differenziata, ma è scontro tra maggioranza e opposizione sulla data del voto in cui i provvedimenti arriveranno all'Assemblea in Consiglio regionale. 3 giorni dopo Ferragosto il Consiglio regionale è già al lavoro. Sul tavolo c'è l'approvazione dei primi schemi d'intesa col governo sull'autonomia differenziata e lo scontro tra chi vede i provvedimenti al voto come una svolta epocale nella storia amministrativa del Veneto e chi invece critica e denuncia tentativi di forzatura dei regolamenti statutari da parte di una maggioranza in cerca di piantare bandierine propagandistiche per calcoli di sopravvivenza politica. Nessun desiderio di trasgredire il regolamento del Consiglio regionale, ma solo la necessità di fare veloci. I veneti aspettano già da troppo l'autonomia. Dal 2017 hanno votato un referendum nel quale hanno chiesto condizioni e forme maggiori di autonomia per la Regione Veneto. Siamo arrivati a votare questi schemi di intesa, dobbiamo fare veloci, dobbiamo darli al governo più presto possibile affinché li possano trasmettere alle Camere per essere votati e diventare legge effettivamente. Ad aprire i lavori è stata la prima commissione con un voto su 2 intese. La prima riguarda previdenza complementare integrativa, protezione civile e professioni, attribuendo tra l'altro alla Regione il riconoscimento delle qualifiche e la relativa disciplina. La seconda intesa rafforza gli spazi di autonomia regionale su organizzazione e programmazione del sistema sanitario. Prossimamente le proposte saranno sottoposte alle altre commissioni consiliari. A dividere è l'arrivo del voto in Consiglio regionale. Qui, bollate da Lega e Lista Stefani come nemiche dell'autonomia, le opposizioni hanno ricorso contro la calendarizzazione urgente del voto. E alla fine avevamo ragione noi. Il servizio legislativo della Regione ha confermato che il progetto di legge sull'autonomia non aveva i caratteri di urgenza per poter essere inserito all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio regionale prima del progetto di legge del fine vita. E abbiamo quindi fatto un doppio servizio sia alla legittimità dell'iter del progetto di legge sull'autonomia sia al fatto che venga approvato nel tempo più veloce possibile il progetto di legge sul fine vita.
Da domani, mercoledì 19 agosto, tornano le condizioni di ondata di calore sul territorio veneziano a causa delle temperature elevate e del tasso di umidità molto alto. Il centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha confermato lo stato di allerta per il caldo persistente che potrebbe causare forti disagi fisici, soprattutto alle fasce più deboli come anziani, neonati e malati cronici. Per assistere la popolazione sono attivi i numeri dedicati 116 117, attivo 24 ore su 24, e lo 041 5351 904 del Comune di Venezia per ricevere consigli e informazioni sui servizi di supporto locali. In caso di emergenza sanitaria e gravi malesseri è necessario chiamare immediatamente il 118. Gli spettacoli. A 26 anni il regista veneziano Marco Cavazzin è stato premiato al Festival Cinematografico di Locarno. Il suo cortometraggio Mutrion è stato interamente girato nella laguna di Venezia. Mutrion di Marco Cavazzin. Marco Cavazzin, che invitiamo a salire sul palco. Congratulazioni. Non devo perdere sicuramente la bussola, c'è ancora tanto da fare, ancora tanto da imparare e mi sento insomma che ho bisogno di lavorare ancora molto, però per me è veramente una grande spinta. A 26 anni il veneziano Marco Cavazzin è già un regista di successo. Il suo cortometraggio Mutrion, girato interamente nelle isole della laguna di Venezia con il supporto della Veneto Film Commission e che narra le vicende di una piccola comunità lagunare nascosta tra le sue isole, si è aggiudicato il premio per la miglior regia all'interno della sezione internazionale Pardo di Domani alla 79esima edizione del Festival Cinematografico di Locarno. Il cinema, tu dai 1000 al progetto e lui ti restituisce 1, cioè questa è la proporzione che dà il cinema, perché comunque è un lavoro faticosissimo e lunghissimo, quindi può anche essere che alla fine tutto quel lavoro e quella fatica non arrivi, e il fatto che sia arrivato a un pubblico internazionale, il fatto che eravamo anche gli unici lì a Locarno nella selezione dei cortometraggi nel concorso internazionale è stato già di base una vittoria. Il fatto poi di essere stati riconosciuti con la regia è veramente un sogno. Sulla falsariga del movimento cinematografico, che nella Francia di fine anni 50 fu battezzato Nouvelle Vague, in Veneto si comincia a parlare di onda nuova per definire la generazione emergente di cineasti che ha come punta di diamante il feltrino Francesco Sossai, acclamato regista delle Città di Pianura, presentato a Cannes e pluripremiato ai David di Donatello. Io credo che Cicco 85 è solo il fatto innanzitutto di essere veneti e di essere giovani e di parlare un linguaggio di cinema moderno, che è un cinema che in Italia si fa poco, ma si fa, e credo che spesso le grandi storie nascono anche da luoghi poco raccontati, come effettivamente il Veneto, perché dopo Mazzacurati, che comunque è stato un regista gigantesco, ne sono usciti veramente pochi da qui. E con la premiazione al Festival Internazionale di Locarno del regista veneziano Marco Cavazzin si chiude questa edizione del telegiornale di Venezia di Antenna 3. Nell'augurarvi un buon proseguimento di serata vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci.